il canto numero 418. Signore Dio, in te confido, tu sei speranza del mio cuore, nell'ansie mie a te m'affido, vicino a te non ho timore, in te fidente non cado, al gaudio eterno giungerò. Tu sei il mio gaudio, mia fortezza, del tuo amor non mi privar, da te io spero la salvezza, non si vano il mio sperar, in te fidente non cadrò, al gaudio eterno giungerò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Cristo eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, o Signore, il popolo a te consacrato e fa che, mortificando il corpo con l'astinenza, si rinnovi col frutto delle buone opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Giona. In quel tempo fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto:
uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi e si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tuo Dio non disprezzi. Cuore penitente. Lode a te, o Cristo, e di eterna gloria. Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le polli si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. La mortificazione del corpo, ossia le varie opere di penitenza che devono segnare questi giorni quaresimali, hanno come scopo di rinnovarci nello spirito, così da farci compiere opere sante. Il brano del profeta Giona ci parla del comando del Signore a Giona di andare a Ninive per annunciare la sua distruzione se i suoi abitanti non si convertiranno entro 40 giorni. Sappiamo che al primo invito Giona disobbedisce, ma dopo l'avventura di essere stato ingoiato dal pesce e vomitato sulla spiaggia, Giona obbedisce al Signore e la sua predicazione converte gli abitanti di Ninive. E Dio
vedendo le loro opere che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Bisogna credere alla sua parola e compiere e cambiare vita. Allora Dio ci riaccoglie nella sua pietà, nel suo perdono. Il Salmo 50 ci ha fatto comprendere che il buon Dio gradisce e premia il cuore penitente. Il brano del Vangelo secondo Luca: Gesù, dopo aver rimproverato coloro che non hanno creduto alla sua parola, nonostante i tanti segni miracolosi compiuti, ricorda la conversione dei Niniviti e precisa la sua presenza, una presenza più grande di quella di Giona e più grande di quella di Salomone. Gesù testimonia la sua venuta per salvare l'umanità dal peccato. Gesù col suo annunzio salvifica a credere in Lui, il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo, inviato per recare la salvezza del genere umano, con la sua morte e con la sua risurrezione. All'incredulità segue un severo giudizio, reso ancora più grave dal fatto che invece i lontani riconoscono il Signore e credono in Lui e lo invocano per la guarigione del corpo e la salvezza dello spirito. O Signore, che non fai mancare la tua grazia a quelli che ti cercano con cuore sincero, ascolta la preghiera della tua Chiesa, che vive nella compagnia degli uomini e che si rivolge a te dicendo: Mostraci il tuo volto, Signore. Mostraci il tuo volto, Signore. Perché la Chiesa, maestra di verità, accompagni con la luce del suo insegnamento il cammino dell'uomo verso Dio. Preghiamo. Mostraci il tuo volto, Signore. Perché gli uomini, superando le tentazioni dell'ateismo e dell'indifferenza religiosa, si rivolgano umilmente a Dio, per cercare nella fede le risposte ai grandi interrogativi della vita. Preghiamo. Mostraci il tuo volto, Signore. Perché i cristiani che soffrono per la limitazione delle libertà religiose trovino nell'impegno della Chiesa per i diritti dell'uomo aiuto alla loro perseveranza. Preghiamo. Mostraci il tuo volto, Signore. Perché quanti
non sperano più nella misericordia di Dio, si aprono con fiducia alla sua parola e accolgono con fede il suo perdono, che è più grande di ogni colpa. Preghiamo. Mostraci il tuo volto, Signore. Perché l'Eucaristia che celebriamo, segno dell'amor di Dio che supera la grandezza di Giona e di Salomone, ci scuota dal nostro torpore e ci faccia sentire l'urgenza di una vera conversione. Preghiamo. Mostraci il tuo volto, Signore. O Dio, che porti a conversione coloro che ascoltano la tua parola, fa che abbandonando ogni opera malvagia osserviamo con gioia i tuoi comandamenti per ottenere il dono della salvezza per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accogli, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, noi nostra colpa, purificaci ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Signore, i doni che ci hai dato, perché siano consacrati al tuo nome. Rendili per noi sacramento di salvezza e farmaco di vita immortale, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua infinita bontà. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia, rimedio, difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il canto numero 409. Noi crediamo in te, o Signore, noi speriamo in te, o Signore, noi amiamo te, o Signore, tu ci ascolti, o Signore. Sei con noi, Signore, sei con noi. Nella gioia tu sei con noi, nel dolore tu sei con noi, tu per sempre sei con noi. Noi cerchiamo te, o Signore, noi preghiamo te, o Signore, noi cantiamo a te, o Signore, tu ci ascolti, o Signore. C'è chi prega, Signore, vieni a noi. C'è chi soffre, Signore, vieni a noi. C'è chi spera, Signore, vieni a noi. O Signore, vieni a noi.
Preghiamo. O Dio che sempre ci nutri coi tuoi sacramenti, per questi doni della tua bontà, guidaci alla vita eterna per Cristo nostro Signore. Proteggi, o Signore, il tuo popolo e nella tua clemenza purificalo d'ogni peccato, poiché nulla potrà nuocergli se sarà libero dal dominio del male per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace. 182. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria. Dio t'ha prescelta, qual madre piena di bellezza, ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra. Greco di Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria, Ave Maria.